spingere sulle bollicine di Trebbiano e questo è il progetto di Terre Cevico che investe sul vitigno più diffuso in Romagna, parliamo di 15.000 ettari. Il gruppo cooperativo che associa 5.000 viticoltori ha dato vita a 10 storie di trebbiani in Romagna, dove racconta la produzione di frizzanti a base appunto di Trebbiano. Sono 10 infatti i soci vignaioli che hanno deciso di raccontare direttamente dalla vigna tutto quello che sta intorno alle bollicine romagnole. Il progetto è stato presentato nella terrazza del Bagno Milano Cesenatico alla presenza dei 10 soci produttori del Trebbiano insieme agli operatori del mare e del Sindacato Italiano Balneari in rappresentanza dell'intera costa emiliano-romagnola. Noi ci siamo dati questo assetto dal 1° di gennaio. Terre Cevico non è più un consorzio di secondo grado ma è una cooperativa di primo grado e la nostra missione è mettere il socio produttore al centro. Quindi vuol dire che anche mettere il socio al centro, gli stessi prodotti, lo stesso vitigno principe che è il Trebbiano, va progettato e comunque comunicato e essendo un vino molto versatile si adatta a molte situazioni. Oggi siamo qui a presentare i nostri vini base spumante, 6 o 7 progetti che dopo presenteremo e assaggeremo grazie alla collaborazione che abbiamo da diverso tempo con i balneari sia di Cesenatico ma anche di Ravenna e di Comacchio a seguire e ne approfitto che voglio ringraziarli perché l'anno scorso nel dramma, come sapete tutto, dell'alluvione loro ci hanno fatto un acquisto di 6.000 bottiglie di un nostro progetto tutto possibile da distribuire e vendere qui nei loro bagni lungo il litorale dell'Emilia Romagna, quindi gliene sono grato e questa collaborazione speriamo che continui perché noi cooperatori siamo per i ponti non per i muri, quindi dalla terra alla pianura al mare e alla freschezza e alla brillantezza di quando si arriva qui sulla spiaggia. La cooperativa è attenta ad un mercato in espansione, quello di frizzanti e spumanti? Sì, abbiamo pensato di affrontare questo percorso. Poi noi dobbiamo seguire il mercato, non è che Terre Cevico, anche se è una cooperativa che ha un impatto importante nel vino nazionale, non è che siamo noi che decidiamo il mercato, però dobbiamo capire le opportunità che ci dà il mercato. E adesso avere dei vini frizzanti, spumantizzati, sono molto richiesti. Per darle un numero, Terre Cevico, se tutta la frizzantatura e spumantizzazione che produciamo noi, sia nei fusti, e nelle bottiglie sarebbe, se mettiamo tutto in bottiglia, siamo a 13.500.000 pezzi ogni anno, quindi inizia a avere su 120 milioni di bottiglie che sarebbe il trend del Cevico, insomma iniziano ad essere numeri importanti e stiamo potenziando comunque lo stabilimento di Forlì, a Due Tigli, con nuovi impianti sempre per la frizzantatura, quindi sappiamo già che è un mercato in espansione e noi vorremmo essere partecipi e protagonisti di questo mercato. Avete dedicato una cantina in particolare per la produzione di spumanti? Abbiamo Forlì, abbiamo le autoclavi e tutta la fumigazione la facciamo su Forlì. Una parte di metodo classico invece lo facciamo tramite una collaborazione con lo Scarabelli, Istituto Agrario di Imola. Quindi siamo anche attenti molto con le scuole. L'approccio alle bollicine è partito anni fa con il pignoletto per approdare al Trebbiano. Il pignoletto in primis per il metodo classico, che è stato uno dei primi progetti che abbiamo fatto sull'azienda sul Masselina. Poi ci siamo spostati sul nostro vitigno principe, il Trebbiano, e qui stiamo facendo sia metodo Charmat, Martinotti, ma anche del metodo classico, che oggi penso che assaggeremo. Quindi siamo in evoluzione, grazie ai nostri tecnici. L'annata piovosa mette a dura prova i produttori che quest'anno hanno subito grandinate e piogge persistenti. Siamo in pieno cambiamento climatico, ma ci siamo già dentro perché noi veniamo da 3 anni di gelate primaverili tardive. L'anno scorso il dramma dell'alluvione e quest'anno abbiamo già dei soci, compreso il sottoscritto, che hanno già perso una buona parte di prodotto per le grandinate della settimana scorsa. Quindi questo è un problema grosso e qui bisogna che lo Stato intervenga perché il supporto delle assicurazioni al momento non garantisse il rischio elevato che abbiamo noi avendo un'azienda all'aperto, a cielo aperto, per essere ben precisi. Ci aspettiamo sia dalla comunità europea sia dallo stesso Stato italiano risposte concrete.
non vorremmo essere lasciati soli perché il gioco dopo diventa complicato. Risulta che l'agroalimentare sia un effetto importante di economia e di PIL a livello nazionale. Sono 7 le etichette che sono presentate come Trebbiano, tanta fantasia, ma c'è anche una differenza di terreno, di territorio, di località? Sì, c'è una differenza di territorio, c'è una differenza di sistemi di coltivazione, quindi prodotti che hanno sostenibilità fino ai prodotti biologici, trebbiani che provengono da aree, diciamo, con altitudini più bassi, trebbiani che vengono da altitudini più alti, quindi diciamo così c'è, se vogliamo, una sorta di lavoro di sottozona, di ricerca sul trebbiano sul territorio della Romagna. Quindi insomma c'era già un'esperienza maturata nelle cantine di base spumante che comunque veniva commercializzato diversamente, adesso invece si punta all'imbottigliamento. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere 10 stabilimenti di vinificazione e ogni stabilimento di vinificazione ci siamo resi conto che rappresenta un'identità del Trebbiano. Ci sono trebbiani, diciamo, che vengono in terreni più sabbiosi, che sono più snelli, più flessibili, più duttili, più salati, insomma, e ci sono trebbiani che vengono in terreni più arcillosi, che hanno maggiore struttura, maggiore corpo, che chiamano anche un contenuto zuccherino più basso sui vini per i locali. Quindi la miscelazione, il mix, il blend di questi prodotti fanno sì che ci dà modo di proporci su una gamma di trebbiani sul mercato internazionale in modo differenziato. Gli operatori del Mare del SIBEL, Sindacato Italiano dei Balneari, hanno deciso di essere parte attiva nel progetto di valorizzazione dell'identità romagnola, che qui collega terra e mare, vino e spiaggia. Lo scorso anno anche le imprese dei balneari di tutta la penisola erano scese in soccorso delle cooperative vitivinicole colpite, acquistando i loro vini. Sì, l'anno scorso c'è stata questa collaborazione legata proprio all'alluvione e è un fatto simbolico di dare una mano a una categoria in difficoltà. Però a dire la verità la collaborazione viene ancora più da lontano, perché prima con Tipici da Spiaggia, noi già da qualche anno in collaborazione con CIA portiamo i prodotti della terra in spiaggia per farli conoscere ai nostri turisti. Credo che questo sia il futuro, sempre che noi abbiamo un futuro, perché noi abbiamo il problema della Bolkestein, ma visto che noi vogliamo continuare a fare i bagnini, a fare il nostro lavoro, se continueremo come vogliamo continuare, noi vogliamo aumentare questa collaborazione, perché riteniamo che i turisti debbano gioco forza conoscere i prodotti del nostro territorio, che non hanno eguali in Italia e quindi non possiamo non farli conoscere.